Eh, io sono rimasto tutto il giorno giù anche per il mio ruolo di vicepresidente vicario della federazione, quindi una grandissima emozione e mi è piaciuto tantissimo vedere quello che con Sofia, ma anche con tutti gli altri atleti si vede, cioè la grande unione fra i nostri tecnici e i nostri atleti. Questo è la vera arma del successo, a mio parere. Riuscire a fare di uno sport a prestazioni individuali come lo sci alpino uno sport di squadra. Questo vale evidentemente per quasi tutte le nostre discipline. Questo è un punto molto importante. Questi sono i risultati che poi si possono vedere. Le immagini che Cortina oggi ha dato, ma consentitemi, le Dolomiti Bellunesi in generale, il nostro paese anche dal punto di vista della capacità organizzativa, ci rendono molto orgogliosi. Sono molto sincero da questo punto di vista e quindi siamo molto contenti dell'esito della giornata, oltre che della medaglia. Sofia. Ci dispiace molto per Lindsey Vonn, evidentemente un incidente grave che a 41 anni pregiudica la carriera, su questo purtroppo non ci sono dubbi, ed è anche un altro giorno che oggi, ma mi piace dirlo, che oggi noi ricordiamo. 3 anni fa è mancata una nostra Speed of Queen, Elena Fanchini, a cui Fondazione Cortina l'anno dopo dedicò una delle proprie salve. Quindi mi piace ricordare che nella gioia della medaglia di Sofia ricordiamo anche un'altra grandissima atleta che è Elena Fanchini.